Ristrutturazione per l'ospedale Santissima Trinità di Sora. Di questo si è discusso nel convegno svoltosi lunedì 3 febbraio all'interno dell'Aula Magna Luca Polsinelli dell'Università Tor Vergata di Sora. L'incontro, organizzato da CGIL Funzione Pubblica, SPI-CGIL e CGIL Frosinone Latina, ha visto la partecipazione di numerosi amministratori locali e regionali, insieme ai dirigenti e il personale medico e al direttore generale dell'ASL di Frosinone, Stefano Lorusso. Il presidio di Sora col nuovo atto aziendale diventa hub per tutta la provincia per la rete oncologica. Ovviamente questa è una sfida importante che richiede investimenti sia in capitale umano che investimenti di tipo strutturale. Allora, l'attuale piano di investimenti prevede una ristrutturazione complessiva dell'ospedale. Si tratta di circa 25 milioni su 3 linee progettuali che verranno investite per un potenziamento e un ammodernamento tecnologico e infrastrutturale di tutto l'ospedale. Oltre a questi 25 milioni sono previsti circa 12 milioni di euro per la ristrutturazione del distretto di Sora. Questi sono investimenti che devono essere interpretati in un'ottica di integrazione. I progetti sono 3 linee progettuali. Una linea progettuale di circa 2 milioni di euro che riguarda solo l'area dell'ostetricia e della ginecologia. Poi sono previsti 5 milioni che sono destinati esclusivamente al rafforzamento della radioterapia e della medicina nucleare e poi ci sono 17 milioni che invece sono destinati alla ristrutturazione complessiva. La mia proposta sarà demolizione del distretto di Sora, compreso la scuola, e ricostruzione dell'ospedale e del distretto sotto. Questa sarà la mia proposta, sperando che i politici accettano. 17 milioni, 12 milioni più 99, fai un ospedale, io ho fatto pure le mie misure, ci viene più grande dello Spaziane di Frosinone al distretto. E poi voi mi direte, per quanto riguarda i parcheggi, il comune, il centro Serapide mette a disposizione i parcheggi. Questa sarà la mia proposta di oggi. A moderare l'incontro il segretario generale SPI-CGIL di Frosinone e Latina, Anselmo Briganti. Finalmente si è riaperta una prospettiva per una nuova sanità nel Lazio e per quanto ci riguarda nel sud del Lazio con appunto il Policlinico del Golfo e questo dell'ospedale di Sora, che possono finalmente rimettere in sesto un po' i malfunzionamenti di questi anni con la chiusura di tantissimi ospedali che ci sono stati. Ricordo che sono più di 10 nel sud del Lazio ospedali che sono stati chiusi, quindi questa giornata riapre una nuova prospettiva e ci fa sperare che insomma da qui ai prossimi anni la sanità diventi un punto di riferimento per i tanti cittadini che in questi ultimi decenni hanno sofferto tantissimo. È di pochi giorni fa la notizia storica per questa regione, che era commissariata dal 2008, dell'uscita del commissariamento della sanità, perché migliorano i LEA e soprattutto i conti sono definitivamente a posto. Questo significa aprire una nuova stagione di investimento sul territorio, una politica di assunzione, di potenziamento delle strutture. C'è ancora tantissimo da fare, però possiamo dire che soprattutto sulla qualità la sanità di oggi non è come quella di 10 anni fa. Finalmente si comincia a parlare del Santissima Trinità, che per anni è stato tenuto un po' in disparte nel panorama della sanità regionale. Ecco, quello che ci auguriamo è che si continui a focalizzare l'attenzione sull'ospedale di Sora, sul polo oncologico del Santissima Trinità e che sia riconosciuto DEA di primo livello, perché ha tutte le caratteristiche, le specialistiche per esserlo. Vogliamo che siano confermate quelle che sono le premesse dell'atto aziendale, il polo oncologico di eccellenza, l'affermazione quindi di una qualità, di un'offerta sanitaria che eccelle rispetto ad un servizio che è quello di a dare assistenza ai malati oncologici. Questo è quello che ci preme di più, perché da lì poi discende tutta una serie di eccellenze anche negli altri reparti.